l'appuntamento con la rassegna stampa, che stamattina non sarà condotta da me, ma eccezionalmente da Matteo Salvini, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Matteo. Buongiorno Giulio, no, non dire così, che se togliamo Giulio Cainarca dalla rassegna stampa di Radio Padania Libero viene fuori un casino. Mi infilo 5 minuti. Molto volentieri, perché tra l'altro poi ti citeremo ancora dopo, perché ci sono 2 interviste proprio a Matteo Salvini stamani su Libero in prima pagina e sul Giornale. Così si fermano Grillo e la Merkel. Ti faccio la rassegna stampa in diretta, Matteo. Bravo, titola... mi serve perché vado a Rai 3 fra poco, così non avendo tempo di leggere i giornali ti uso. Allora, Libero ti riassume così si fermano Grillo e la Merkel. Sono un populista e me ne vanto, vi dico come risorgere senza euro. Chiedo voti al sud, siamo gli unici a non patire Grillo. Lo spread è un inganno, la Germania è un nemico, la moneta unica un piede sul collo di chi lavora. Non sono razzista tranne che con la Fornero. Matteo Salvini, l'erede di Bossi che ha guarito la Lega, scrive Libero. Voglio fare il sindaco di Milano, governare la propria città un punto d'arrivo e non un trampolino. Renzi capo non mi piace, non sono un comandina. Con Berlusconi non ci alleiamo se non cambia. In Europa chi vota lui vota Merkel. Forza Italia ricorda il carroccio del cerchio magico, se ne esce così. Questo riassume Libero. Ha riassunto bene secondo te? Sì, non dà spazio ai programmi, a perché votare Lega domenica a differenza degli altri, a un'Europa alternativa con una moneta diversa, alla riforma Fornero sulle pensioni, al voto a Marine Le Pen, alla Lega che corre, grazie appunto al lavoro di tutti. Io ci ho tenuto a sottolineare che il buon risultato della Lega, io tocco ferro, tocca qualcosa anche tu, ma ormai il sentimento è quello e sott'acqua tutti i sondaggi dicono che la Lega sarà una sorpresa, però non è merito di una persona sola, ma è merito del lavoro di una grande comunità. Ecco, ti cito anche il Giornale, così facciamo una cosa completa, perché a pagina 4 c'è l'intervista. Ora fermiamo questo euro o diventeremo tutti barboni. Per colpa della moneta unica chiuse 23.000 aziende in 4 mesi. Monti, Letta, Renzi, telecomandati da Berlino. Solo noi difendiamo i confini e il lavoro degli italiani. Anche il Giornale riassume così. Sì, fedele. Io poi si parla di Italia da Lega Nord per l'indipendenza della Padania, visto che sono elezioni europee che riguardano tutta Italia, e il problema dell'immigrazione, il problema della moneta sbagliata colpisce il Veneto, colpisce il Piemonte, così come colpisce la Toscana, la Puglia e la Sicilia. Chiaro ed evidente che siamo Lega Nord e continueremo a essere e combattere come Lega Nord. Ecco Matteo, visto che siamo in, come dire, in edizione rassegna stampa, anche la prima pagina della Padania è simpatica, perché ci sono Berlusconi e Renzi con l'elmetto prussiano, voto Merkel. C'è Beppe Grillo, voto del Kaiser, con riferimento alle tendenze diciamo cesaristiche, dittatoriali, un po' ducesche diciamo del personaggio, e il voto nullo per l'uomo senza quid, Alfano. La prima pagina. Innanzitutto mi permetto di fare i complimenti ad Aurora Lussana, che con una squadra ridotta all'osso ha confezionato in queste settimane un quotidiano alla Padania bello, ripreso, stimolante, interessante e con delle prime pagine non banali. Ci ha visto giusto. Ieri Berlusconi ha detto che uscire dall'euro è pericoloso e negativo. A proposito, scusa Matteo, però Berlusconi, quando mi viene in mente al volo, quando ti ha incontrato, fra virgolette, da Lucia Annunziata in televisione, sì, era tutto rose e fiori nei tuoi confronti, quasi quasi ti dava ragione. 10 minuti dopo dice il contrario. È in difficoltà, parla di cagnolini, di gatti. Io ho un cane e gli animali sono spesso e volentieri migliori dell'uomo, e parla di dentiere da regalare o di pensioni da 1.000 euro per tutti. Mi sembra che sia un po' in difficoltà, non voglio entrare nel merito, però quando appunto ieri a Matrix dice che uscire dall'euro sarebbe pericoloso, dice quello che dice Renzi, dice quello che dice Monti, dice quello che dice Casini, Alfano, e quindi votare Renzi e votare Berlusconi dal punto di vista della politica economica, del controllo della moneta, e quindi il lavoro. La moneta non è fine a se stessa, una moneta sbagliata non fa vendere le tue aziende, ti fa licenziare la gente, molto semplicemente. Quindi siamo dall'altra parte della barricata sia rispetto a Renzi che rispetto a Berlusconi.
L'altra notizia del giorno, poi magari se tu hai qualche minuto sentiamo flash, ma purché chi chiama sia rapidissimo, una scheggia, 10 secondi di telefonate da parte di chi ci sta seguendo e poi ti lasciamo alla lunga giornata anche oggi, perché c'è un bel po' di appuntamenti anche questa giornata, no? Tra poco in trasmissione TV su Rai 3 ad Agorà. Esatto. Peraltro ascoltate la rassegna, perché noi registriamo tutto e ve lo proponiamo dopo, giusto? Siamo avanti come radio. A proposito di pochi mezzi a disposizione, ma di tanta energia e tanta informazione, penso che non siamo secondi a nessuno come radio. E poi c'è la giornata di Milano oggi, no? Perché nel pomeriggio sarai a Milano. Su Milano, io sono a Roma, in questo momento sono in uno sportello Banca Intesa a ricaricare con 20 euro la tessera telefonica del mio iPad, perché altrimenti sono disconnesso. Ovviamente la sfiga del leghista quando è che si esaurisce la carica il giorno della chiusura della campagna elettorale, però fa niente. Inizio Rai 3, poi vado alla 7, poi piglio il mio aeroplanino, torno a Milano, alle 15 chiudiamo, non in piazza, non in centro, ma fuori dal dormitorio, fuori da un dormitorio pubblico. In Viale Ortles, che a Milano sanno che cos'è. Sì, per chi non è di Milano è il dormitorio pubblico dove ci sono stranieri, ma anche tanti italiani che hanno perso il lavoro, che hanno perso la casa, che hanno perso la famiglia, e sono lì dimenticati, non in Serie B, ma in Serie C, in Serie D, in Serie F, e per dire che è questo il paese a cui vogliamo dare una risposta. E i numeri della disoccupazione, causati solamente dai problemi italiani, anche non è che uscendo dall'euro, Giulio, ci tengo a ribadirlo, non è tutta e solo colpa dell'euro, non è che abbiamo trovato il nuovo nemico, che bello dargli all'euro, però sicuramente l'euro ha complicato i già tanti problemi che in Italia ci sono, la burocrazia, sì, però... i falsi validi. Però l'euro ha reso tutto più difficile. Però hanno trovato, a partire dall'Europa, hanno trovato la soluzione. Inseriamo la mafia nel prodotto interno lordo, così abbiamo una crescita dell'11% di colpo. Sono incredibili, ma ieri a Matrix stranamente ha fatto dei servizi obiettivi sull'Europa che noi combattiamo, l'Europa che ha tolto i dazi su centinaia, anzi su migliaia di tonnellate di riso che arriva dal lontano oriente, magari lavorato dai bambini di 8 anni a 2 euro, a $2 all'ora, che mette in difficoltà migliaia di posti di lavoro in Piemonte, in Lombardia, nelle nostre realtà produttive, ma questo vale per la frutta, la verdura, vale per la pesca, per l'agricoltura, vale per il commercio, con la direttiva Bolkestein che rischia di rovinare appunto i commercianti, gli ambulanti, gli stabilimenti balneari, i maestri di sci. È un'Europa basata sul grande, sulle multinazionali, sulle grandi proprietà, sulle grandi ricchezze, mentre l'Italia e la Padania soprattutto è fondata sul piccolo, sulla piccola impresa, sull'artigianato, sulla genialità, sulla fatica, sull'inventiva, sullo sforzo. E questa Europa non premia la genialità, non premia il singolo, ma premia le grandi multinazionali, le grandi banche, le cose alla tedesca. Con tutto rispetto per i tedeschi, non è una battaglia contro i tedeschi, anzi, la Merkel ha fatto l'interesse dei tedeschi in maniera geniale, sono stati i nostri che non hanno fatto i nostri interessi. Beh, però adesso questa novità qua è interessante, perché siccome l'Europa non cresce, l'Italia meno ancora, però l'Italia ha un made in Italy eccezionale, cioè il prodotto del lavoro delle mafie, e quindi lo calcoliamo. Abbiamo buone speranze. Mettiamo dentro anche la contraffazione, la truffa, il nero, sì, per carità di Dio, su questo risaliremo, però la stragrande maggioranza della gente normale che ci sta ascoltando in questo momento e sta maledicendo la burocrazia e le tasse italiane, ma anche l'idiozia europea che ci ha portato, io lo ripeto ogni giorno, quelli che mi dicono, lo ripeterò anche stamattina, ma se molliamo l'euro rischia chi paga il mutuo, chi ha i risparmi. Ragazzi, ma la disoccupazione ti azzera tutto. Se sei disoccupato non c'è spread che tenga, l'inflazione può essere bassa, la rata del mutuo può essere bassa. Io preferisco lavorare e avere la rata del mutuo del 10% più alta che avere la rata del mutuo fissa, essere disoccupato e farmi fottere la casa. Cioè veramente la disoccupazione, qualcuno veramente non sa dove stia di casa, qualche politico. Allora, qualche minuto, pochissimi, perché poi Matteo Salvini inizia la sua lunga giornata, e 10 secondi a disposizione di chi chiama per dire la sua, per dar la carica a Matteo Salvini, che non ne ha bisogno perché è stracarico.
che ho bisogno di, a proposito di mafie, di sostanze stupefacenti per arrivare a domenica, quindi se c'è qualche pusher all'ascolto. Allora. Comunque è bello soprattutto perché ai gazebo della Lega ho visto la fila dappertutto, da Genova a Torino, a Bologna, al Friuli, al Trentino, alla Toscana. Ieri c'erano scene spettacolari, ero a Cortona, ho mandato il messaggino, questo posto stupendo, Giulio, da tornarci, bellissimo. una settimana arrampicato sulla montagna, una bellezza incredibile. C'era un comizio della Lega nella piazza principale che nessuno aveva mai fatto. Ma benissimo, c'erano 200 persone, mi hanno detto ma mai nessun segretario di partito era venuto a Cortona per delle elezioni amministrative, ma noi della Lega siamo un po' matti, mi piace il territorio e mi piace soprattutto il fatto che c'è una marea di gente che sta andando in comune a firmare i 6 referendum. E chiudo e mi faccio con questo, perché se arriviamo veramente a 500.000 firme da soli, senza aiuti, senza sindacati, senza Confindustria, senza soldi, senza spot, senza televisioni, se raccogliamo 500.000 firme su questi 6 referendum, il primo fra i quali è quello per cancellare la legge Fornero, veramente per me sarebbe un motivo d'orgoglio incredibile. Manca ancora un tratto di strada, sì. quindi lo sprint, ancora una quindicina di giorni. Lo sprint finale è necessario perché mancano 15 almeno giorni. 100.000 firme, abbiamo fatto 30, dobbiamo fare 31, se la gente oggi va a firmare a Cernusco, a Sesto San Giovanni. Beh, dopo il voto sappiamo cosa fare, da lunedì avremo ancora una decina di giorni per bombardare. Mi hanno detto che la Fornero si è arrabbiata, che forse ci voleva denunciare perché siamo arrivati a fare una passeggiata fin sotto casa sua. Ormai c'è anche divieto di passeggio in questo paese, evidentemente. Allora, pochi secondi a disposizione di chi vuol chiamare, 02 66 20 35 29, rapidi, perché poi dobbiamo salutare Matteo Salvini. Pronto? Ciao, ultra rapidi, grazie a 2 pezzi da 90 della Lega, che siete voi due. Io sono Laura di Rovagnate e volevo chiedere a Salvini una cosa flash. Chi è che controlla le schede elettorali a Bruxelles? Mi raccomando, occhi aperti. Grazie di tutto, Padagna Vita. Buongiorno Laura, l'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, ciao Matteo, sono Lorenzo 199. Ieri sera ho visto, io più che altro ho sentito c'era a Matrix, c'era quella che fa la spesa con 80 euro 2 settimane, giusto? La signora Picerno del P. Esatto, che quando ha tirato fuori il discorso delle mutande verdi, io ero letto, ho sentito mia moglie che diceva che so quello, sapete dire, solo le mutande verdi, ma perché non glielo ricordi che il loro faro illuminato è già stato condannato in primo grado per qualcosa di molto più grave, presumo, di quello che ha fatto Cota, o sbaglio? Ciao. L'altra chiamata ancora, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Ciao Gianni, rapido. E speriamo bene. Rapido Gianni. Grande Salvini. Bene, è stato rapidissimo. Grazie Laura anche a Gianni. Romagnate. No, ma le schede a Bruxelles non arrivano. Chi controlla le schede? I rappresentanti di lista, gli scrutatori. A proposito, se qualcuno di voi ci vuole dare una mano, si può fare rappresentante di lista a difendere il voto espresso validamente in tutte le scuole dove si vota, quindi Bruxelles non c'entra niente. La Picerno e il PD, ma io mi sono ripromesso di fare una campagna elettorale non insultando gli altri ma offrendo le idee della Lega, e penso che la gente apprezzi il fatto che non si sbraiti, non si insulti, ma si offrano risposte concrete, soluzioni concrete, e i sondaggi dicono che questo viene apprezzato. Gianni da Genova fa i complimenti, glieli rigiro. Allora, l'ultimo giro veloce di telefonate, una tripletta. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chiamo dalla provincia di Treviso. Prego. Per Matteo, tra i 3 litiganti il quarto gode, spero che sia così. Altra chiamata. Buongiorno signora, a lei intanto. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Questa è la domanda a Matteo. Vuoi sapere se io in Sardegna, oltre a votare Matteo Salvini, posso votare anche il professor Borghi, perché non ho capito, visto che non è nella lista delle circoscrizioni. Bene, l'ultima telefonata flash. Pronto? Perché non è nella lista delle circoscrizioni. Pronto? Ce la facciamo sentirla? Pronto? Pronto. Eccoci. Udine, buongiorno. Ascolta, siccome è un'informazione, siccome tantissime persone partono la mattina e tornano la sera dal lavoro, non è possibile magari tramite i consiglieri comunali organizzare anche un tavolino domenica prossima, giusto per raccogliere le firme? Grazie. Matteo. Ma quante belle terre, stiamo girando tutta la Padania in questo flash con un'occhiata in Sardegna. Grazie all'amica di Treviso, sarà un voto anche per l'indipendenza, lo dico ai veneti, ai venetisti, agli indipendentisti. L'unico movimento che andrà a Bruxelles a parlare
e a difendere l'indipendenza, referendum che ci sarà in Catalogna, referendum che ci sarà in Scozia, referendum che speriamo ci sarà in Veneto, in Lombardia e ovunque in Italia si vorrà parlare di autonomia e di indipendenza, è la Lega. Perché un voto al PD è un voto contro l'indipendenza, un voto per la Forza Italia, e a Grillo è un voto contro l'indipendenza. Chi vuole respirare profumo di libertà ha la Lega da scegliere domenica. Si può votare Borghi in Sardegna? No. Ne approfitto per ricordare, esprimete le preferenze, ci sono i cartelloni con tutti i nomi di candidati e candidate validissime fuori dalla scuola, dal vostro seggio, quindi perdete un minuto in più domenica quando andate a votare, esprimete la preferenza, non c'è niente di automatico. Salvini è capolista in tutte e 5 le circoscrizioni, dal nord-ovest al nord-est, al centro, alle isole e al sud, quindi se qualcuno vorrà scrivere Salvini lo posso solo ringraziare. Ne potrà esprimere altre 2 di preferenze. Borghi è candidato al nord-ovest e al sud. Sulle isole, quindi la Sardegna, ci sono candidati altrettanto validi. Friuli, sicuramente il prossimo fine settimana, adesso qualche militante, qualche segretario di sezione mi maledirà, e però saremo di nuovo in piazza, ragazzi. Il bello e il brutto della Lega è questo, che gli altri, incassato il voto di domenica, scompariranno. E noi da martedì saremo ancora ai mercati, saremo ancora fuori dalle parrocchie, saremo fuori dai bar, a discutere, a raccogliere e a proporre i referendum. Voglio portarli a casa, quindi perché no, nel prossimo fine settimana, per dare una mano a chi lavora, che magari vuol firmare, vedremo di tornare in tutte le piazze. È difficile, però d'altronde l'essere nati leghisti è bello, ma è impegnativo, non ce l'ha ordinato il dottore, ma è una soddisfazione incredibile, quindi io queste ore le passerò veramente col turbo innestato. Spero che anche ciascuno di voi riesca a portare un indeciso, un astenuto a scegliere Lega domenica, e vedrete che facciamo il botto. Bene, grazie a Matteo Salvini, tra poco su Rai 3 in trasmissione TV. Buona giornata Matteo, grazie a te. E dicevo, tra poco Matteo Salvini in trasmissione TV su Rai 3, Agorà, alle ore 8, tra qualche minuto, poi alle 11 in trasmissione televisiva sulla 7, all'Aria che tira, e poi il pomeriggio milanese, l'incontro con la cittadinanza a Milano, in viale Ortles 69, davanti al dormitorio pubblico, alle 15, alle 18 l'incontro con la cittadinanza a Milano presso il Gazebo, in via Dante, angolo via Rovello, dove c'è il piccolo teatro, alle 20:30 trasmissione televisiva a Tele Lombardia, Iceberg. E domani, sabato 24 maggio alle ore 11, una sessione di domande e risposte in diretta su Facebook, sulla pagina Facebook di Matteo Salvini. Questo per quanto riguarda il segretario federale leghista. E adesso diamo un'occhiata appunto ai giornali di oggi, partendo da una delle notizie del giorno, la mafia che entra nel prodotto interno lordo. Più 11, titola per esempio il Quotidiano Nazionale. Come sapete oggi non tutti i quotidiani sono in edicola in virtù dello sciopero ieri dei poligrafici, però ce n'è un numero sufficiente per fare una rassegna stampa anche interessante, a dire il vero. Comunque l'Istat calcolerà droga, prostituzione, contrabbando, cioè le tipiche attività di uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, le mafie, nella stima dei conti. La crescita vola, titola il Quotidiano Nazionale. Spese per ricerca e sviluppo non saranno più costi ma investimenti. Il commento sulla mafia che entra nel PIL e fa crescere il PIL, fantastico, il prodotto interno lordo. Il commento in prima pagina sul Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino, è di Piero Fachin. E si intitola Prodotto interno sporco. Più volte abbiamo ironizzato sul termine lordo, no? Ecco che torna d'attualità anche nel commento dell'editorialista del Quotidiano Nazionale, perché lordo può significare anche sporco, lurido. Il prodotto interno è più lordo che mai, dunque, d'ora in avanti. Finalmente esulteranno trafficanti e spacciatori, scrive Fachin. Con i rischi che corrono, adesso potranno dire anche loro di dare una mano all'economia. Finalmente, diremo pure noi, d'ora in avanti tutti capiremo meglio perché ci ostiniamo a chiamarlo così, prodotto interno lordo. Riusciremo a dare un senso compiuto a questa parola, lordo, che significa prima di tutto sporco, perché droga, prostituzione e contrabbando, concorrendo alla formazione del prodotto interno lordo, contribuiscono a far capire ciò che siamo. E fanno lievitare, esultano gli economisti, il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti in un paese, come da glossario della borsa italiana. Beni e servizi. Su via, siate pragmatici, scrive Fachin, non c'è spazio per i moralisti e gli schizzinosi. Chi potrà mai negare che una dose di cocaina
sia un bene negoziabile, che ha le sue regole di mercato, il giusto prezzo, il suo valore. E chi potrà mai negare che la compagnia di una escort o l'incontro con una lucciola siano un servizio finalizzato al benessere di chi lo acquista? Sono i numeri a parlar chiaro. Se il commercio langue, se l'industria sembra alzar bandiera bianca, il mercato del crimine fronteggia la crisi economica con slancio. Oltretutto il mercato del crimine, va detto, va aggiunto, ha un'aliquota fiscale di assoluto favore, non paga un tubo. La stima per difetto è quella di ricavi, sottolinea Fachin, tra i 17 e i 33 miliardi di euro all'anno, come certificava solo lo scorso marzo il Comando Generale della Guardia di Finanza. La droga può assicurare ricavi di 7 miliardi e 700 milioni di euro. Lo sfruttamento della prostituzione ne rende altri 4,6. Chissà la soddisfazione la prossima volta che sapremo che il valore del PIL è salito. Le prime proiezioni parlano di un autentico boom del prodotto interno lordo italiano, roba che nemmeno gli anni 60. Calcolando la mafia, il PIL italiano sale dell'11%. Chi dovremo ringraziare? A quale clan, a quale cosca, a quale organizzazione dovremo attribuire il ritrovato ottimismo per avere cambiato verso? Per dirla con Renzi, forse intendeva quello il Premier, cambiamo verso. E pazienza se questa è la certificazione di una resa, la radiografia per numeri di uno stato di fatto, la constatazione di chi si rende conto di una cosa, cioè che il malaffare è uno dei pilastri che tengono in piedi l'economia, che regolano i rapporti con lo Stato, con le tasse che paghiamo, con i servizi che riceviamo. Nel PIL anche droga e prostituzione spuntano 150 miliardi in più, titola ancora il Quotidiano Nazionale a pagina 3. L'idea ce l'ha avuta l'Europa. Conteggiate le attività illegali, è il suggerimento europeo. Cifre da miracolo economico. Quindi ai figli, a chi si appresta a entrare nella scuola, per esempio, ditelo chiaro subito, è inutile studiare, è inutile imparare un mestiere, un lavoro, andare a bottega come si diceva una volta. È inutile studiare, è inutile imparare un mestiere, meglio rivolgersi a qualche cosca per attività pulite, esentasse, e che contribuiscono anche all'innalzamento del livello dell'economia italiana, ufficialmente adesso, perché l'Istat dovrà tenere conto, lo dice l'Europa, anche di queste attività. Se i conti non tornano, scrive il Quotidiano Nazionale a pagina 3, o ci si dispera o si aggiustano i numeri. Il PIL, prodotto interno lordo, non cresce e inguaia parecchi paesi europei, in primis l'Italia. E allora che fare? Cambiamo il sistema di calcolo del PIL, in modo che il PIL risulti più corposo. Magari facendosi dare una mano da qualche signorina compiacente o da qualche mafioso. Il colpo di genio non è stato partorito nella vecchia Europa, ma negli Stati Uniti, dove su come far lievitare i numeri sono maestri. I burocrati di Bruxelles, con un'operazione copia e incolla, hanno stabilito che da quest'anno tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, quindi pure l'Italia, nel calcolo dei conti pubblici dovranno inserire una stima del valore monetario delle attività illegali. Tra queste vanno considerati anche il traffico di stupefacenti, i servizi alla prostituzione e il contrabbando, tutte attività in cui l'Italia ha una tradizione consolidata, scrive il Quotidiano Nazionale. Queste attività contribuirebbero al prodotto interno lordo per almeno 150 miliardi in più all'anno, oltre il 10% del totale, secondo le ultime analisi dell'Ocse. Naturalmente il PIL risulterebbe cresciuto dell'11%, però il cittadino normale, non mafioso, naturalmente di questo non beneficerebbe per nulla. E siccome il PIL nero mafioso non paga le tasse, non ci sarebbero neanche introiti. Quindi è un puro calcolo, diciamo così, numerico. Questi non pagano le tasse, ovviamente, dal loro punto di vista fanno più che bene, perché sono uno Stato nello Stato da quando è nato lo Stato italiano, basti riguardare la storia della Sicilia e dell'unità d'Italia per capirlo, per cui non pagano le tasse e però contribuiscono a livello solo di numeri sulla carta a far crescere il PIL. La trovata è geniale, fantastica. Il cittadino onesto, non mafioso, non ne ha alcun beneficio, ovviamente, però i conti pubblici sì, i numeri. Geniale, una cosa veramente geniale, roba da far impallidire i cinesi se calcoliamo il PIL mafioso. Abbiamo una crescita del PIL dell'11% all'anno se calcoliamo il PIL della mafia.
e quindi cresciamo più della Cina. Pensa un po' che bello. I cinesi nel 2015 contano di crescere del 7,7%. Con le stime del giro d'affari mafioso in Italia, noi cresceremo dell'11,3%, cioè più della Cina. Numeri soltanto sfiorati con il miracolo economico degli anni 60, quando si cresceva dell'8,5% all'anno. E se reinvestissimo il sommerso criminale, magari per abbassare le tasse dell'attuale platea che beneficia del bonus IRPEF, potremmo aggiungere in quelle buste paga qualcosa come 1.360 euro al mese. Naturalmente è un calcolo del tutto teorico, assurdo, perché non è che la mafia investe nella diminuzione delle tasse agli italiani non mafiosi i propri proventi, questo è ovvio. Peccato che non sia prevista anche la corruzione, che la Corte dei Conti valuta tra 60 e 70 miliardi. Tanto per fare numeri, no? Se mettiamo nel calcolo del PIL a livello puramente numerico anche il valore della corruzione, facciamo un altro boom economico straordinario. 150 miliardi di giro d'affari mafioso ci fanno crescere il PIL del 10%, altri 60-70 di corruzione, saremo una potenza economica mondiale. In assoluta la crescita italiana sarebbe la più spaventosamente alta del mondo, considerando questi due fattori tipici del Made in Italy, cioè le mafie e la corruzione. I nuovi metodi di calcolo sono stati addirittura illustrati formalmente dall'Istat, alla quale compete l'analisi dei conti italiani. La prima rilevazione aggiornata, in coerenza con le linee dell'Eurostat, che ha detto calcolate il PIL mafioso, verrà fatta in ottobre. Quindi aspettiamoci una sorpresa positiva, scrive il Quotidiano Nazionale. A ottobre, quando l'Istat comincerà a calcolare il PIL mafioso, avremo notizie straordinarie. Che culo che ci ha avuto Renzi, per usare una formula poco elegante. Che fortuna che c'ha sto ragazzo. A ottobre il PIL gli cresce sotto mano, che è una meraviglia. Potrà dire il PIL è cresciuto del 13%. Fantastico. Va ricordato che il PIL, scrive ancora il Quotidiano Nazionale, è il denominatore di una frazione, cioè sta sotto alla frazione. Sopra la frazione ci sta il debito pubblico. Il debito pubblico e il deficit sono i parametri di Maastricht. Se il PIL sale, il risultato della frazione migliora. Il 3% del rapporto col deficit e l'oltre 130% del debito o la pressione fiscale, come per incanto, potrebbero uscire dai nostri incubi. Cioè, siccome si continua a prendere per riferimento i parametri di Maastricht, cioè deficit diviso prodotto interno lordo o debito pubblico diviso prodotto interno lordo, che ci danno i famosi rapporti, bisogna stare sotto il 3%, bisognerebbe stare sotto il 60% nel rapporto debito-PIL, l'Italia è oltre il 130%. Se noi facciamo crescere il prodotto interno lordo, il PIL, cioè il numero che sta sotto la frazione, con il PIL mafioso, è evidente che il rapporto deficit-PIL e debito-PIL migliorano incredibilmente. Ma anche il livello di tassazione, perché se cresce il PIL, la pressione fiscale immediatamente si abbassa se consideriamo il PIL mafioso. Il problema è che il PIL mafioso le tasse ovviamente non le paga, quindi continuano a pagarle quelli che producono il prodotto interno lordo lavorando manualmente, fisicamente, cioè il prodotto interno lordo legale, quello trasparente. Quindi ci potranno in poche parole rimbambire di numeri falsi sul rapporto deficit-PIL, sul rapporto debito-PIL, sulla stessa pressione fiscale, perché tanto le tasse continueranno a pagarle quelli che le hanno sempre pagate. Questo è il bello, i numeri, la matematica, che diventa più che un'opinione, un inganno, una truffa. La prostituzione, il traffico di stupefacenti, elevati al rango di settori fondamentali per la crescita del PIL, sono solo alcune delle novità del nuovo metodo di calcolo. Tra le altre, conclude il Quotidiano Nazionale, va segnalata la decisione di considerare le spese in ricerca e sviluppo come investimento e non più come componente di costo. Lo stesso principio varrà per gli armamenti, navi, aerei militari, carri armati, lanciamissili. Negli Stati Uniti questo metodo ha comportato un aumento del PIL del 3,5% all'anno per il triennio 2010-2012. Allora, questo PIL come indicatore potremmo definitivamente incartarlo, buttarlo nel cestino e farne a meno, perché calcolato così è una suprema presa in giro.
Voltiamo pagina, ma come vedremo la notizia del PIL mafioso da calcolare ufficialmente viene variamente commentata. Intanto Salvini Show, titola ancora il quotidiano nazionale, a Firenze svendesi David causa euro. La Lega alza il tiro contro l'euro, scrive il Resto del Carlino, Nazione, Il Giorno, e sull'immigrazione continua il braccio di ferro col nuovo centrodestra di Alfano. Non manca il consueto show preelettorale. Prima del comizio in Piazza della Signoria a Firenze, indossando giubbino e casco anti-infortunistico, circondandosi di cartelli con su scritto svendesi causa euro, il segretario Salvini ha messo in vendita i monumenti. I vigili poi lo hanno multato per aver violato gli spazi non accessibili. All'Italia, ha detto Salvini, non rimane che vendere i monumenti per pagare i debiti e per colpa dell'euro. Strali anche agli ex alleati di Forza Italia. Domenica chi vota Renzi o Berlusconi vota Tedesco, chi vota Grillo si sfoga, ha detto Salvini. Al centro della campagna elettorale di Salvini anche il nodo immigrazione, questione su cui però mostra una sensibilità diversa rispetto a Jean-Marie Le Pen. Non cessa invece lo scontro con il Viminale. Il ministro Alfano critica la Lega che specula, dice Alfano, sugli immigrati morti nel Mediterraneo per uno 0,2% di voti in più. La replica di Salvini, l'unica risposta è: Alfano, dimettiti. Alfano è disperato, guida un partito in crollo che non raggiungerà il 4%, dice Salvini. Tutti i sondaggi ci danno certezze, precisa invece Alfano. Siamo convinti che avremo un buonissimo risultato. Sempre dal quotidiano nazionale, poi l'altra questione variamente commentata oggi, quella dei taxi o della application Uber. Renzi ha sconfessato il suo ministro Lupi, ha detto che il servizio Uber è straordinario. Ne parleremo in Consiglio dei Ministri. Infuriati i sindacati dei tassisti contro il Presidente del Consiglio. Ma il quotidiano nazionale si occupa anche del caso della scorta negata a Biagi. Su questo vedremo un colloquio, non una vera intervista, ma un colloquio fra Giacomo Amadori e la moglie di Marco Biagi, Marina Orlandi, in prima pagina su Libero. Intanto sulla scorta negata a Marco Biagi, i PM vogliono sentire Scajola, l'inchiesta di Bologna sui pericoli ignorati dall'ex ministro dell'Interno Scajola, che fa un po' da capro espiatorio, bisogna dirlo, in questa vicenda, quando le responsabilità, credo, le abbiamo chiarite bene ieri, in relazione a un vecchio articolo pubblicato a mia firma sulla Padania 10 anni fa, e che raccontava il motivo o uno dei motivi fondamentali e certamente importanti e dei quali certamente non si parla oggi, per cui Biagi non ebbe la scorta. Scajola era il ministro dell'Interno. Siccome per farsi un'opinione è presumibile che chiedesse alla questura di Bologna, alla Digos, alla prefettura di Bologna, la questura, la Digos, la prefettura di Bologna erano certe, o comunque si sono fatte scudo di una certezza, che Biagi fosse un mitomane, che diceva di ricevere telefonate che non riceveva per farsi importante, per fare carriera, per farsi bello, tra virgolette, con la figura del martire o presunto tale o futuro martire per mano delle Brigate Rosse. Insomma, Biagi si inventava tutto per far carriera. Era un rompicoglioni, come disse poi Scajola. E le telefonate minatorie che lo minacciavano di morte se le inventava. Questo risultava guardando i tabulati di Telecom Italia, che non recavano traccia delle telefonate che invece Biagi diceva essergli arrivate. E quindi dalla questura alla prefettura alla Digos evidentemente il ministro Scajola ha ricevuto questa informazione. Guarda che quello lì è uno che se le inventa le telefonate, perché se noi guardiamo i tabulati della Telecom non troviamo la traccia delle sue telefonate. La vicenda nasce anche, se non soprattutto, da lì. Si fa sempre più difficile la posizione di Scajola, scrive invece oggi il Quotidiano Nazionale. La Procura di Bologna, che indaga sulla mancata scorta al professor Biagi, ammazzato dalle BR il 19 marzo 2002, sta raccogliendo a carico di Scajola una serie di elementi. Secondo le testimonianze e i documenti sequestrati, Scajola sarebbe stato informato dei rischi che correva Biagi, ma li avrebbe ignorati. Detto per inciso, il suo segretario personale dell'epoca al Ministero dell'Interno, tale Zocchi, in questi giorni è stato intervistato da svariati quotidiani, è venuto fuori dicendo che lui aveva avvertito, lui ha fatto addirittura le fotocopie del foglietto col quale avvertiva Scajola del fatto che la moglie di Sacconi e il capo della Confindustria Parisi
Gli avevano detto che Biagi era a rischio e via dicendo, ma non c'era bisogno della moglie di Sacconi o del capo della Confindustria, bastava guardare anche agli allarmi dei servizi. In ogni caso, il segretario personale di Scajola adesso dice: io gliel'avevo detto, Scajola è colpevole, eccetera. Insomma, stanno sparando su una specie di Croce Rossa. Non sono sospettabile di simpatia per Scajola, ma a prescindere da simpatia o antipatia, è evidente che non è questione di Scajola. Non è solo il ministro dell'interno responsabile in questa storia. Il ministro dell'interno è il terminale di una catena di informazioni. Quelle che ce le avevano di prima mano erano, in un primo momento, gli uffici della questura, la polizia, la Digos, la prefettura, e poi, dopo l'omicidio Biagi, la procura. Perché quando la procura viene a sapere che uno dei motivi fondamentali per cui la scorta a Marco Biagi non è stata data è perché non risultavano le chiamate che lui denunciava di aver ricevuto, le chiamate con le minacce di morte, la Procura di Bologna cosa fa? Fa una riunione ristretta con i vertici della Telecom per mettere a posto la cosa, in sostanza, non per denunciarla. Tra l'altro, detto per inciso, ma mica troppo, una notizia di quel genere avrebbe comportato anche l'allarme per milioni di cittadini italiani alle prese con la bolletta, perché se le telefonate della Telecom non sono rispecchiate nei tabulati, è chiaro che le bollette che si pagano non tornano. Poi la Telecom dirà che era una questione solo di quel periodo, era un problema solo di quel periodo lì, di qualche software, di qualcosa che non funzionava bene, poi l'hanno risolto. Per verificare l'affermazione naturalmente è impossibile, perché chi va a verificare se il problema è stato risolto o no? Ma non è quello il punto. La Procura fa la riunione di vertice segreta con i vertici della Telecom e si circoscrive, diciamo così, lo scandalo. Dopodiché la Procura archivia l'indagine per la mancata scorta a Biagi e adesso la riapre perché Scajola è stato rimesso in gattabuia. In ogni caso, secondo testimonianze e documenti sequestrati, scrive oggi Il Giorno, Scajola sarebbe stato informato dei rischi che correva Biagi, ma li avrebbe ignorati. A tirare in ballo Scajola, che dopo il delitto negò in Senato di aver mai saputo di pericoli corsi da Marco Biagi, c'è la testimonianza del suo ex braccio destro Zocchi, il quale parla dopo 10 anni omissis su questo tipo di comportamento. Questo Zocchi, capo della segreteria di Scajola quando Scajola era ministro, pochi giorni prima dell'agguato consegnò alla segretaria personale di Scajola 2 appunti in cui si perorava la causa di Biagi. Il primo era della moglie di Sacconi, all'epoca sottosegretario di Maroni e poi ministro, amica personale, la moglie di Sacconi, di Marco Biagi. L'altro era dell'allora direttore generale di Confindustria. Questi messaggi finirono nelle mani di Scajola, che poi li avrebbe visti. I foglietti sono stati sequestrati dalla Procura nell'archivio segreto di Scajola. Così verrebbe smentita la versione fornita da Scajola, il cui nome potrebbe finire sul registro degli indagati. Non è difficile ipotizzare che il prossimo passo della Procura, dei PM Alfonso e Gustapane, tra l'altro Gustapane era uno dei PM che indagarono 10 anni fa e che poi archiviarono il tutto, titolari dell'inchiesta, sarà quello di sentire direttamente l'ex ministro. Così scrive il Quotidiano Nazionale. Mentre lasciamo il Quotidiano Nazionale, passiamo agli altri quotidiani con un paio di ultime segnalazioni. Intanto, a proposito di magistrati, alla Procura di Milano il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati verrà confermato fino ai 75 anni, mentre infuria la guerra in procura. Ok del Consiglio Superiore della Magistratura sul capo dell'ufficio Bruti Liberati perché, dice il CSM, ha ottenuto ottimi risultati e quindi lo teniamo lì in servizio a Milano fino a 75 anni di età. E ancora dal Quotidiano Nazionale, sull'Expo il grido d'allarme da Reggio di Calabria: se ci sono soldi e potere c'è mafia. Il grido d'allarme lo lancia il procuratore, assai mediatico peraltro, Nicola Gratteri. Sì alle opere, ma con determinate regole di ingaggio, dice il procuratore Gratteri. E lasciamo il Quotidiano Nazionale con uno sguardo anche alla pagina economica. Novità in vista per l'Enel, una delle principali aziende pubbliche. Tra Palazzo Chigi e il Ministero del Tesoro sono soddisfatti, a differenza di Eni e Finmeccanica, che si erano espresse contro le indicazioni del Ministero del Tesoro. L'Assemblea degli azionisti dell'Enel ha approvato la proposta di inserire nello statuto dell'Enel la clausola sui requisiti di onorabilità.
per la quale era richiesto il quorum dei 2/3 dei presenti. Il Ministero del Tesoro garantiva il 60%, decisivo l'apporto dei fondi, passa questa clausola dei requisiti di onorabilità. La clausola prevede l'ineleggibilità e la decadenza per giusta causa a seguito di condanna anche non definitiva o di richiesta di rinvio a giudizio per reati amministrativi, fiscali e finanziari o contro la pubblica amministrazione. Quindi i vertici Enel che incappino in queste disavventure giudiziarie se ne devono andare. Intanto l'ex amministratore dell'Enel Fulvio Conti lascia un utile di 3 miliardi di euro, il bilancio dell'Enel è ok, passa alla decadenza dei manager in caso di condanna, questa è l'altra notizia. 3 miliardi di utile e poi si fantastica sulle buone uscite, saranno alte, saranno basse, ma quando un'azienda distribuisce 3 miliardi di utile all'anno allo Stato italiano, quindi in teoria a tutti i cittadini, forse le buone uscite non fanno troppo scandalo. In ogni caso, a proposito di numeri, qualcosa di estremamente familiare a tutti, Google è il marchio più prezioso al mondo, vale 159 miliardi, ha superato di 11 la Apple, la fotografia dello studio Brands, paesi sviluppati in ripresa dalla crisi, dicono gli osservatori. Di mafia e di prodotto interno lordo si occupa anche Milano Finanza, ovviamente in primo piano. Le attività illegali entrano nel PIL, titola Milano Finanza. Contribuiranno ad aumentare il prodotto interno lordo anche le spese per gli armamenti e quelle in ricerca e sviluppo. Resta da chiarire quanto incideranno sul rispetto del Fiscal Compact. Ecco, per far rispettare il Fiscal Compact, mandiamogli qualche capocosca, capondrina, capocamorra in Europa. Vedrete come sanno negoziare quelli lì. Arrivano sul tavolo del Van Rompuy o del Barroso di turno. Ho idea che i loro metodi possano essere convincenti. Quando si dice andiamo a battere i pugni in Europa, qui di gente che sa battere i pugni in Italia non è che ce ne sia tanta. Sicuramente qualche capocosca, capondrina o capocamorra, quelli lì i pugni li sanno battere molto bene sul tavolo. Come negoziatori avvaliamoci di questa classe dirigente, perché non è sufficiente calcolare il PIL mafioso, inserire le attività mafiose nel prodotto interno lordo, bisogna anche pescare quella classe dirigente lì, che i rapporti tra lo Stato italiano e la mafia siano esistiti da sempre, perlomeno da quando è nato lo Stato italiano unitario, come si dice, questo è fuori di dubbio, ma c'è stata l'ipocrisia di tenerli nell'ombra, negarli e via dicendo. Ora è giusto rompere con queste ipocrisie. Avvaliamoci non solo nel calcolo del PIL delle attività mafiose, ma anche dei mafiosi direttamente, perché quando serve non è male mandare un negoziatore di quel calibro lì a Bruxelles o in Europa, perché quello altro che i pugni sul tavolo. Da settembre il sistema dei conti nazionali cambierà secondo le indicazioni dell'Unione Europea. E a questo punto, scrive Marcello Bussi su Milano Finanza, il Fiscal Compact non fa più paura. La prospettiva di manovre da 50 miliardi di euro all'anno per i prossimi 20 anni per rispettare il Fiscal Compact non c'è più, è uscita dal radar. Il motivo è molto semplice, cambia il sistema dei conti nazionali, cioè l'impianto che definisce la metodologia per la produzione dei dati della contabilità nazionale all'interno dell'Unione Europea. Lo ha voluto l'Eurostat, quindi Bruxelles, e il cambiamento sembrerebbe a tutto vantaggio dell'Italia. Almeno così sembrerebbe leggendo lo stupefacente, è il caso di dirlo, comunicato dell'Istat sulla vicenda. Poi sono arrivati i distinguo che hanno aumentato la confusione. Peccato, scrive Milano Finanza, pagina 5, che fino a ieri sera nessun esponente del governo abbia detto una parola su un argomento così importante. Interpretato in un certo modo, il nuovo sistema dei conti nazionale potrebbe portare davvero alla fine delle politiche di austerità senza rinegoziare i vincoli europei. La novità più stupefacente, scrive Marcello Bussi, riguarda l'inserimento nel nuovo calcolo dei conti, che verrà adottato a partire da quest'anno da tutti i paesi europei, Italia compresa, delle attività illegali come traffico di droga, prostituzione e contrabbando. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Grazie a ciò ai cittadini italiani potrebbero essere risparmiate nuove stangate. Le ultime stime sull'economia sommersa risalgono al 2008 e indicano che il valore aggiunto prodotto dall'economia sommersa in Italia è compreso tra un minimo di 255 e un massimo di 275 miliardi.
Il peso dell'economia sommersa è stimato tra il 16,3 e il 17,5% del PIL. Di fronte al clamore scatenato dalla notizia è intervenuto Emer Trainor, portavoce del commissario europeo al fisco competente per la riforma dell'Eurostat. Secondo Trainor, attività illegali come prostituzione e traffico di droga già facevano parte del calcolo del PIL da decenni, sia a livello europeo che internazionale. Quel che cambia da settembre è che verranno armonizzate in tutti i paesi dell'Unione Europea il calcolo e la definizione delle attività illegali. A leggere il comunicato dell'Istat, però, sembra che le cose non stiano in questo modo, perché l'Istat parla di inserimento nei conti delle attività illegali e scrive queste parole in grassetto per sottolineare l'importanza del cambiamento. Oltre alle attività illecite, contribuiranno ad aumentare il PIL anche le spese in ricerca e sviluppo, non più considerate una componente dei costi intermedi, bensì spese di investimento, in quanto contribuiscono all'accumulazione, tramite capitale, di capacità produttiva. Stesso discorso per gli armamenti. Anche Libero apre la sua prima pagina su questo tema. Crescita drogata. Per far quadrare i conti arruolano mafiosi e lucciole. Da quest'anno l'Unione Europea calcolerà nel prodotto interno lordo, PIL, anche i proventi di attività illegali come spaccio di droga, prostituzione e contrabbando. Se aumenta la criminalità, aumenta la ricchezza e l'Italia scala le classifiche, commenta Mario Giordano in prima pagina su Libero. Ci salveremo grazie a prostitute e drogati. L'Unione Europea calcolerà nel PIL anche i proventi delle attività illegali. Dunque, morale della favola, più cresce la criminalità, più aumenta la nostra ricchezza. E l'Italia in questo settore primeggia alla grande. Quindi ci sono ottime speranze per l'economia italiana così calcolata. Sempre da Libero, in prima pagina, in taglio alto, documenti inediti quando Casaleggio veniva pagato dal ministro Di Pietro. Poi andiamo all'intervista naturalmente che abbiamo citato prima a Matteo Salvini. Intanto però, scrive Martino Cervo, ho avuto un rapporto di collaborazione con Di Pietro, lo ha detto Gianroberto Casaleggio nell'intervista dell'altro giorno al Fatto Quotidiano a Marco Travaglio. Libero è in grado di documentare la natura di quella collaborazione tra Di Pietro e il padre del Movimento 5 Stelle. Casaleggio lavorava al Ministero con Di Pietro. 7 mesi prima del Vaffa Day, il guru Casaleggio e 2 suoi soci vennero arruolati da Di Pietro come esperti di comunicazione al Ministero delle Infrastrutture. Sempre poi dal primo piano di Libero un colloquio con Renzi, no al governo con Forza Italia e non faccio sconti alla RAI. Si è dedicato ai giornali di destra ieri Matteo Renzi, di destra, si fa per dire, insomma comunque al giornale e a Libero, perché in effetti sia il giornale che Libero portano oggi 2 interviste in primo piano a Matteo Renzi. Anche Renzi fa il suo cucù, sintetizza Libero, con Angela tratto alla pari. Il premier dice a Libero: mi rimproverano di essere prono alla Merkel, io rispondo con la Merck, cioè l'industria tedesca che ha deciso di investire in Italia. Grillo, non mi importa quanto fa, tanto vinco io, dice Renzi. Non mi aspettavo una reazione così aggressiva alla RAI, mi rafforza nell'idea che non ci possono essere sancta sanctorum inviolabili. Forza Italia e Movimento 5 Stelle sono all'opposizione, questo non cambierà qualunque sia il risultato. E poi c'è il commento, l'articolo di fondo su Libero del direttore Maurizio Belpietro sui sondaggi censurati. Il premier ha paura e mette le mani avanti ma rischia il posto. Partendo dalla considerazione, scrive Belpietro, che in questo paese, oltre ad aver inventato la par condicio, ci siamo inventati anche il silenzio stampa sui sondaggi. Negli ultimi giorni, prima del voto, quando ci sarebbe più necessità di capire, il codice impone la censura. Il risultato? Succedono cose strane, cioè i sondaggi li fanno a Chiasso e poi li pubblicano in Svizzera facendoli rimbalzare da noi, oppure li fanno in Italia, ma anziché dire che si tratta di un sondaggio scrivono che è una corsa ai cavalli preparatoria del Grand Prix d'Europa che si terrà domenica. In sostanza i sondaggi clandestini allarmano Matteo Renzi, sa che rischia il posto, per i rumor, per le voci censurate, Grillo è favorito, Forza Italia resiste, il PD può fermarsi sotto il 30%, Matteo Renzi dice che non sarebbe una sconfitta, ma la fronda interna chiederebbe la sua testa, perciò gioca d'anticipo e torna a minacciare le dimissioni.
E ancora dal primo piano di Libero, l'arroganza dei perdenti, commentata da Fausto Carioti. In questo caso si tratta di Mario Monti, che continua a parlare ancora. Dice: ma questo qui parla ancora? Ha ancora il coraggio di parlare? Parla ancora, titola Libero a pagina 8. Dopo aversi seppellito di tasse, l'ex premier Mario Monti continua a ignorare il volere degli elettori e a chiedere più Europa. Per lui è sbagliato aumentare il potere di acquisto delle famiglie, commenta Carioti. Monti e compagnia sputano sugli elettori e anche sulle loro famiglie. Si avanza una strana idea di democrazia, scrive Carioti, e questa idea dice che siccome le elezioni europee segneranno il successo di movimenti e partiti contrari all'Unione e all'euro, allora la cosa giusta da fare a partire da lunedì sarà proseguire più determinati e veloci sulla strada ancora già imboccata, ancora più Unione Europea e ancora più moneta unica con tutti i vincoli. Così la pensa Mario Monti. Sempre in prima pagina, e poi dopo la pubblicità andiamo all'intervista a Matteo Salvini. In esclusiva parla Marina Orlandi con il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, Libero. La verità della vedova Biagi. Scajola adesso fa comodo, ma non è il solo responsabile per quel che è successo a Marco. Così Libero sintetizza il colloquio di Giacomo Amadori con la moglie di Marco Biagi, Marina Orlandi, la vedova di Marco Biagi, che in 12 anni ha rilasciato pochissime dichiarazioni ufficiali. Ora i pubblici ministeri di Bologna sembrano aver individuato il capro espiatorio dell'omicidio Biagi, vale a dire l'ex ministro Scajola, colpevole di non avere assegnato d'imperio a Biagi. Peraltro la decisione sulla scorta spettava alla questura, alla Digos a Bologna. Il ministro sarebbe dovuto intervenire per andare contro le decisioni dell'autorità locale che hanno negato la scorta a Marco Biagi a Bologna, e questo è un punto. Quindi il ministro si sarebbe dovuto imporre di forza, ma siccome quelli là dalla questura, dalla prefettura e dalla Digos gli hanno detto che Biagi era un pazzo mitomane, che fa il ministro normalmente? È naturale che tutto sommato, adesso è naturale, io dico così perché non so niente ovviamente di retroscena, già questa è una notizia censuratissima, quindi è catalogabile come un retroscena raccontare queste cose, perché nessuno le racconta. C'è l'articolo, lo recupereremo, di 10 anni fa sulla Padania, la raccontava benissimo questa vicenda. Comunque già questo sarebbe una cosa che nessuno racconta, però adesso, senza andare troppo nel retroscena, appunto, è presumibile che se dalla prefettura, dalla questura della Digos di Bologna ti dicono che Biagi è un pazzo, che le telefonate non risultano perché la Telecom ti ha fatto vedere i tabulati, quando Biagi dice mi hanno telefonato martedì alle 19:27 dicendomi ti ammazziamo, e alla Telecom non risulta, l'ufficio della Digos di Bologna, la questura e via dicendo, dicono al ministro dell'interno Scajola: guarda che questo qui sta sparando cazzate, è un rompicoglioni, cosa che poi dirà lo stesso ministro degli interni in questi stessi termini, no? Dirà Scajola che Biagi era un rompicoglioni, si inventava le minacce di morte per far carriera, ma la formazione viene da lì e alla radice viene dai tabulati della Telecom che erano falsi, che non riportavano la verità. Vai a capire poi, siccome la Telecom è sempre stata ovviamente il regno dei servizi segreti, del controllo, delle losche manovre, per evidenti ragioni, perché controlla i telefoni, le comunicazioni, eccetera, dai tempi del Duce e da prima, da quando hanno inventato il telefono è così, vai a capire se questa manipolazione dei tabulati falsi sul caso Biagi sia stata fatta con evidente volontà da qualcuno. Uno che stava capendo qualcosa sulle telefonate e via dicendo e sull'informatica, facendo analisi informatica, era appunto Michele Landi, il perito 36enne che poi fu trovato suicidato in ginocchio davanti al divano di casa sua, perché stava individuando almeno 4 cose utili a capire da dove arrivavano le telefonate e la rivendicazione dell'omicidio Biagi, da un palazzo del centro di Roma, però non ha potuto essere più preciso perché si è suicidato, lo hanno suicidato, l'hanno trovato suicidato Michele Landi. Tra l'altro era uno dei collaboratori del colonnello Umberto Rapetto, colui che fece l'indagine sui 98 miliardi delle slot machine, detto per inciso, visto che si occupavano della stessa cosa, cioè dell'ambito informatico.
Comunque, siamo in pubblicità, poi vediamo cosa dice un po' meglio la signora Marina Orlandi, vedova di Marco Biagi al Libero, e l'intervista di Libero di Pietro Senaldi a Matteo Salvini. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal centro geofisico prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. Ancora per oggi correnti da sud-ovest portano aria instabile con qualche formazione di temporali e qualche pioggia lungo Alpi e Prealpi, invece più sole sulla pianura padana. Difatti oggi sarà una giornata variabile, la nuvolosità sarà più estesa su Alpi e Prealpi, soprattutto nel pomeriggio, dove si ripeteranno ancora dei rovesci o temporali. Sulla pianura padana invece più sole e probabilmente asciutto, oppure soltanto qualche temporale di passaggio, soprattutto sul Piemonte. Le temperature oggi comprese massime tra 20 e 24 gradi circa. Domani più soleggiato, rialzo delle temperature fino verso i 25 gradi. Al mattino qualche banco nuvoloso lungo le prealpi del Piemonte e della Lombardia e annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, ma asciutto. Domenica ancora soleggiato e più caldo, le temperature in pianura padana potrebbero toccare anche i 27-28 gradi.
avremo delle nuvole di passaggio dal pomeriggio in serata, ma sarà asciutto. Invece sarà più nuvoloso e probabilmente con qualche rovescio temporale nuovamente lunedì. Martedì l'evoluzione è al momento ancora incerta, probabilmente variabilità, qualche rovescio temporale ancora al mattino, ma dovrebbe migliorare nel pomeriggio. Ne riparleremo comunque. Intanto a tutti auguriamo un buon fine settimana. Torniamo a Libero e alla conversazione di Giacomo Amadori con Marina Orlandi, la vedova di Marco Biagi, che a un certo punto, a proposito di Scajola, dice: queste cose sono state sempre dette dappertutto, evidentemente fa comodo, sottinteso, farle uscire ora. La sua non è un'intervista, scrive Libero, ma poche frasi di chiarimento per il cronista. La cosa gravissima, dice Marina Orlandi, è che i servizi avevano denunciato il rischio per Marco Biagi mesi prima della sua morte. Se queste cose al Ministero del Lavoro le hanno apprese leggendo Panorama, è agghiacciante. La signora, scrive Libero, fa riferimento all'articolo di Panorama, 15 marzo, del 2002, in un articolo intitolato I prossimi obiettivi dei terroristi. Si denunciava il rischio attentati per il ministro del welfare Maroni e per i suoi collaboratori. Quel giorno Biagi telefona immediatamente agli amici di cui pensa di potersi fidare. Chiama Sacconi e Stefano Parisi, il direttore di Confindustria. I due si rivolgono subito alla segreteria di Scajola. 12 anni dopo quei tragici giorni, il capo segreteria Zocchi svela di avere inoltrato inutilmente i loro messaggi a Scajola.
lo stesso che nel giugno 2002 definirà poi Biagi a microfoni spenti un rompicoglioni. La verità però è più complessa e la morte di Biagi probabilmente non ce l'ha sulla coscienza un uomo solo, per quanto ministro dell'interno. Appare troppo semplice accusare Scajola di omicidio per omissione per il solo fatto di non avere ordinato una scorta per Biagi dopo la pubblicazione dell'articolo di Panorama seduta stante. Il settimanale riportava la relazione semestrale dei servizi segreti, cioè l'analisi dei rischi eversivi del periodo giugno-dicembre 2001. All'interno dell'articolo erano riassunte informative che gli 007 avevano già inviato agli organi preposti, ma nonostante questo i comitati per la sicurezza di Milano, Bologna e Modena avevano deciso che Biagi non aveva bisogno di protezione. Hanno fatto un'inchiesta sulla scorta e alla fine il giudice ha ammesso che c'erano state mancanze, che c'era qualcosa contro prefetto e questore, ma non tali da poterli incriminare, ricorda la vedova Biagi. Dunque la catena di comando che aveva tolto la scorta a Biagi è già finita sotto indagine ed è stata forse sbrigativamente assolta. Quello che dicevamo prima, la Procura di Bologna chiese l'archiviazione 10 anni fa. Tutti quanti, qui a Bologna e là a Roma, a destra, a sinistra, tutti si sono adoperati per insabbiare tutto, dice Marina Orlandi, la vedova Biagi. La novità è che ora c'è la prova che Scajola era stato informato del problema. Adesso sappiamo che se Scajola dice che non sapeva chi fosse Marco Biagi, mente, osserva la moglie di Biagi. L'altro ieri anche l'ex ministro Maroni ha dichiarato di avere vergato personalmente un biglietto su Biagi per Scajola. Ne prendo atto, dice Marina Orlandi. A me risultava che dal ministero la sua lettera non fosse partita subito, perché Maroni era andato a festeggiare il suo compleanno, ma che venne inviata il martedì, mentre stavano uccidendo Marco. Quella che emerge in modo lampante, scrive Giacomo Amadori, è la farraginosità della burocrazia. Gli 007 non riescono a comunicare con i ministri per parlare tra di loro hanno bisogno di scriversi. Francamente una versione incredibile, assurda, ridicola. Maroni e Scajola si vedevano tutti i venerdì al Consiglio dei Ministri. Il fatto che ci si parli per lettera di una cosa così grave, osserva Marina Orlandi, giustamente, alla fine nessuno può negare che in quei mesi tanti, troppi uomini dello Stato avevano lasciato inascoltato il grido di dolore di Marco Biagi. Poco prima della sua morte almeno altri 3 giuslavoristi avevano ottenuto la scorta. Scriveva Panorama, marzo 2002. Una roulette russa. Come definire la logica con cui si ottiene una scorta? Esempio, il criterio con cui i comitati Ordine Pubblico e Sicurezza di Milano, Bologna e Modena hanno tolto la tutela al professor Marco Biagi e concesso negli ultimi mesi la protezione a 3 professori di diritto e sociologia. Il ruolo dei 3 esperti ai quali è stata concessa la scorta qual è? Certamente meno esposto di quello di Biagi. Così Libero, che peraltro non fa cenno alla questione della Telecom, dei tabulati, che è alla radice del giudizio che si è formato alla Questura di Bologna, alla Digos di Bologna, alla Prefettura di Bologna, che hanno negato la scorta a Biagi. La vogliamo raccontare sta storia o no? E il perché è stato ammazzato il perito Michele Landi? Si vuole riaprire quell'inchiesta anche lì frettolosamente chiusa come suicidio? Ma a voi vi pare normale che un inquirente possa dire che si è suicidato un ragazzo di 36 anni, uno che era descritto da tutti come persona gioviale, allegra, che usava internet con grandissima maestria e gli viene svuotato il sito dei dati da lui protetti che riguardavano anche le indagini, perché era un consulente della procura sempre più apprezzato, oltre che un collaboratore del colonnello Rapetto che fece l'indagine sui 98 miliardi evasi dalle slot machine. Insomma, uno così, descritto da tutti come una persona nel pieno della sua attività lavorativa, brillante, gioioso, gli piaceva la compagnia, un simpaticone tra l'altro, e si capisce anche dall'ultima intervista che ha fatto a Radio 24, prima di essere suicidato. Uno così si suicida e tu lo trovi inginocchiato davanti al divano con la corda appesa al collo della mansarda, la corda finisce sulla trave ma lui è in ginocchio, e dici che quello si è suicidato e gli hanno spazzolato il computer e i siti segreti da lui protetti nei quali teneva il suo materiale di lavoro e quello lì si è suicidato e una procura ha il coraggio di chiudere un'indagine dicendo che quello si è suicidato? Beh, insomma, non prendiamoci in giro, però questa roba qua non la racconta nessuno. Nessuno.
anzi, poi diventa materiale per farsi fare un po' di pubblicità. Da vergogna. Comunque, andiamo all'intervista a Matteo Salvini, in prima pagina su Libero, così si fermano Grillo e la Merkel. L'intervista è di Pietro Senaldi. Matteo Salvini, la prima domanda. Lei è l'unico segretario di partito che ha trovato l'antidoto a Grillo. La Lega è la sola che non perde voti a vantaggio del Movimento 5 Stelle. L'antidoto, risponde Salvini, è la concretezza. Il vaffa è una protesta. Va bene una volta, va bene due, ma siamo pagati per risolvere i problemi di chi ci vota e non per protestare. Lega e Movimento 5 Stelle, partiti anti-Europa. Qual è la differenza? Chiede Senaldi. Grillo sull'immigrazione ha tradito, risponde Salvini. Ha votato per la cancellazione del reato di immigrazione clandestina e anche sull'euro ha fatto retromarcia. Noi siamo no euro, lui è diventato parliamone, ha abbandonato il messaggio che l'euro uccide l'Italia e l'Europa. Domanda, ma è davvero così? Non è che se l'Italia esce dall'euro dal giorno dopo diventa terzo mondo? L'euro è morto, risponde Salvini, ormai lo dice anche chi l'ha inventato. Diventeremo terzo mondo se non ne usciamo prima che la sua fine ci travolga. Lo spread schizzerebbe? Chi se ne frega, lo spread è un falso problema, osserva Salvini. Il Giappone ha il doppio del nostro debito, stampa moneta, investe e cresce. 2/3 del nostro debito pubblico è in mano italiana. Non è più come nel 2011, quando Berlino in un giorno svendette i nostri bot e fece schizzare apposta lo spread. I risparmiatori temono che via l'euro i ricchi saranno ancora più ricchi e loro si ritroveranno coi loro pochi soldi che valgono nulla. La via per difendere i risparmi, risponde Salvini, è far ripartire l'economia e con essa gli investimenti, anche finanziari. Prima dell'euro avevamo la metà dei disoccupati, il doppio dell'export. Non faccio la battaglia dell'euro per i voti, non comprometterei il futuro dei miei figli per un successo elettorale. Più che abbandonare l'euro, dice l'intervistatore, servirebbero organismi sovranazionali che lo governassero nell'interesse di tutti. Non ci credo, risponde Salvini. Questa moneta è troppo forte, troppo sbagliata, fa bene solo alla Germania. L'Europa non sarà mai in grado di gestirla nell'interesse di tutti. L'Europa in economia non esiste, è sempre stata solo Berlino e non cambierà mai. Non credo a una Merkel solidale. Cosa accadrebbe in Italia il giorno dopo l'uscita dall'euro? I nostri prodotti sarebbero più competitivi sia all'estero che in Italia. Attireremmo turisti e compratori, le imprese tornerebbero a lavorare creando occupazione. Si innescherebbe un circolo virtuoso, si abbasserebbero le tasse, salirebbero gli stipendi, mentre oggi ci stiamo trasformando in un paese di poveracci a tempo determinato e imprenditori sull'orlo del fallimento, strozzati dal fisco. Le materie prime costerebbero di più? Con l'euro bollette e benzina non sono calate. Penso a partite IVA, artigiani, disoccupati e persone comuni. Con la lira ci guadagnerebbero. Poi se uno vuol comprarsi casa a New York ci smenerebbe. Cosa farà da lunedì, quando, anche se vincerà le elezioni, l'Italia resterà nell'euro? Domanda Senaldi. Già martedì sarò a Bruxelles a incontrare Marine Le Pen. Abbiamo un tavolo con tecnici seri, non alla Mario Monti, per preparare il piano di uscita dalla moneta unica. Gli alleati, Lega e Front National, sono i partiti guida, perché Italia e Francia sono i paesi che ci guadagnerebbero di più, ma ci sono anche olandesi, spagnoli, austriaci, scandinavi. Non i comunisti greci di Tsipras rovinati dalla Merkel ma pro-euro, la sinistra filo-euro o è stupida o sospetta. Con Le Pen siete diversi, abbiamo una piattaforma comune, risponde Salvini. No euro, no immigrati, no Islam, priorità agli italiani in Italia, ai francesi in Francia. Lavoro, diritto degli stati a difendere i propri interessi economici in sede europea. In modo chiaro, non subdolo e con guerre monetarie come fa la Merkel. Fate un partito unico tipo PPE? Per la prima volta alle europee, risponde Salvini, chi vota Lega non vota cani sciolti. Faremo un gruppo autonomo, un'alleanza sotto lo stesso nome. Abolire l'Unione Europea? No, delimitarne i compiti, sia ai macrotemi, difesa, immigrazione, politica estera, sicurezza. No all'unione fiscale. Agli Stati va restituita la possibilità di fare politica economica indipendente, difendere i loro interessi e farsi concorrenza. L'Unione deve solo garantire che le regole del gioco non avvantaggino Berlino a scapito di Roma. Quanto al fatto che gli italiani sono diventati più euroscettici, abbiamo pagato il prezzo più caro all'asservimento dell'Unione Europea alla Germania. Abbiamo versato 60 miliardi per salvare la Grecia e le banche spagnole e tedesche, ma anziché ringraziarci ci trattano da pezzenti.
e i nostri politici che dicono jawohl e ci infilano le mani nel portafoglio. Renzi e il ministro dell'economia Padoan come Monti, come Enrico Letta, camerieri funzionali ai disegni di Bruxelles. Il feeling con Putin? Dobbiamo guardare a est, risponde Salvini, per le riserve energetiche, per non consegnarci nelle mani di Bruxelles, Berlino o Washington, perché la Russia è un baluardo di valori tradizionali in cui crediamo. Quanto a Berlusconi, l'altro argomento affrontato dall'intervistatore di Libero Pietro Senaldi, Berlusconi non sta riuscendo a recuperare voti. Il guaio, commenta Salvini, è che Forza Italia è nel Partito Popolare Europeo. Berlusconi si dice nemico della Merkel, ma chi vota Forza Italia vota Juncker, che è il candidato del Partito Popolare Europeo e della Merkel alla Commissione Europea, un anti-italiano doc. Berlusconi parla poco di Europa, ha sbagliato campagna elettorale, commenta Salvini. Non funziona più promettere le dentiere o assistenza sanitaria ai cani. Bisogna parlare di Europa, lavoro, economia. Dando dell'assassino a Grillo è caduto nella trappola del comico. L'ha inseguito sul campo in cui Beppe è maestro e non ha parlato più ai propri elettori. Quanto a Renzi, anche lui ha sbagliato campagna elettorale, dà l'idea di inseguire Grillo e poi ha promesso troppo e mantenuto poco. È stato in Emilia, ha detto nulla sui terremotati. Al Vinitaly era più a suo agio col bicchiere in mano che col capannello di disoccupati. Non va nelle aziende che chiudono, evita i lavoratori, preferisce le tribune degli stadi e i salotti TV. Su questo ha ragione Grillo. Renzi è un cinico illusionista. Alle politiche il centrodestra si presenterà unito, come ai vecchi tempi, come spera Berlusconi? Non con la Lega e non su queste basi, risponde Salvini. Basta ammucchiate che poi combinano nulla. Adesso l'unico centrodestra in Italia siamo noi. Forza Italia oggi ricorda l'ultima Lega di Bossi? Domanda Senaldi. 2 partiti piegati dai giudici, risponde Salvini, e con il leader fondatore in difficoltà, circondato anche da persone che se ne approfittano. Io sono tutti i giorni per strada, incontro le persone, ci parlo, conduco battaglie pragmatiche, popolari. Certo, Berlusconi ora è addirittura impossibilitato fisicamente a farlo. In Veneto teniamo gli ospedali aperti fino alle 24, in Lombardia abbiamo fatto avere un assegno di 400 euro ai separati in difficoltà, poche promesse e tanta concretezza, così si rimotiva l'elettorato deluso. Le priorità oggi della Lega? Il lavoro. Io sono un non violento, ma quando penso alla Fornero ha rovinato milioni di persone. Basta sprechi pubblici, così si liberano risorse per finanziare opere pubbliche, ma soprattutto imprese private, i soli veri produttori di ricchezza. Poi una moneta nostra che ci faccia tornare competitivi. Lavoratori in pensione all'età giusta, controlli alle frontiere. Quanto ai paesi ricchi che accolgono e sfruttano gli immigrati, è un gioco che non dura, si tirano in casa bombe sociali. Pensiamo ai quartieri islamizzati di Londra, ai ghetti turchi in Germania, sfruttano gli immigrati, la pagheranno carissima. Quanto alla Padania, intesa come futura creazione statuale, è all'articolo 1 dello statuto l'obiettivo, non più secessione, ma tante indipendenze. Prima il Veneto, dove sono più avanti, poi si allarga il raggio, non solo al nord, penso alla Sardegna e al Salento. Ho un'idea di Italia uguale a quella che ho di Unione Europea, governi diversi, macro temi comuni, politiche economiche separate. Per questo chiedo voti anche al sud. Mi danno del populista? Meglio che cretino. È un complimento. Mi sono fatto la maglietta con la scritta «Sono un populista». Se io le do del razzista, dice il giornalista intervistatore, lì mi arrabbio, risponde Salvini. La Lega ama le differenze. I razzisti in Italia stanno a sinistra. Razzismo intellettuale. Se le do del manettaro? Forse un tempo, risponde Salvini. Ora non è più così. Ho visto troppi onesti finire in cella e poi essere assolti. E quando un giudice sbaglia, paga mai. Quando poi vedo ora i pubblici ministeri litigare mi si drizzano i capelli. Il pool di Milano sta sputtanando se stesso, la categoria e le inchieste. Con Umberto Bossi ci sentiamo spesso. Non parliamo di legge elettorale e scenari politici, ma di problemi concreti. L'ultima volta domenica abbiamo parlato del TFR. Va rimesso in azienda. È un segretario tiranno come lo era lui? Domanda Senaldi. Non mi piace fare il Renzi, l'accentratore, risponde Matteo Salvini. La mia squadra deve valere, non essere brava a dire solo sì. Dove abbiamo recuperato voti? Nei ceti produttivi, che ci avevano voltato le spalle e che abbiamo riconquistato tornando a combattere le loro battaglie. E tra i giovani, perché sono i più predisposti a ribellarsi al pensiero unico.
Fin dove arriverà la Lega, chiede ancora Senaldi, se riusciremo a diventare il punto di riferimento di tutti gli autonomisti fino al 20%, certo oltre il 15%. Sogno nel cassetto? Non mi interessa vincere il Nobel, fare il ministro, il massimo sarebbe fare il sindaco della mia città, Milano. Per me, a differenza che per altri, è un punto d'arrivo. Sono pronto a candidarmi per rimediare ai danni di Pisapia. Non sarà facile. Così Matteo Salvini, intervistato da Pietro Senaldi su Libero. E adesso, giusto per fare il paio, vediamo anche l'intervista sul Giornale, più breve, a pagina 4, a cura di Giannino della Frattina. Perché il comizio finale al dormitorio di Viale Ortles a Milano è previsto per oggi pomeriggio alle ore 15 da parte di Matteo Salvini? Perché quello è il futuro dell'Italia, risponde Salvini, se andiamo avanti con la cura euro. Con questa disoccupazione mai vista diventeremo tutti barboni. L'euro, moneta finita, 6 mesi e non ci sarà più. Serve una moneta italiana che farà vendere prodotti italiani e assumere tante persone. Tornare alla lira significa svalutare i risparmi? E in questi anni di euro, risponde Salvini, chi con 5.000 euro compra quello che si comprava con 10 milioni di lire? Berlusconi è stato fatto cadere con un complotto? Decidono tutto all'estero? Domanda ancora il Giornale. Ma certo, risponde Salvini, Monti, Letta, Renzi sono telecomandati da Berlino e Bruxelles. A Berlusconi però contesto l'appoggio al governo Monti. Le dirà per senso di responsabilità a Berlusconi, ma lo spread è una truffa? Di sicuro, risponde Salvini. È la finanza internazionale che tira i fili del burattino. I mali dell'Italia dipendono solo dalla finanza? La disoccupazione è colpa dell'euro, risponde Salvini. In questi 4 mesi hanno già chiuso 23.000 aziende, una strage. Riforma della giustizia? Certo, chi sbaglia paga, a cominciare dai giudici che sono gli unici lavoratori a non rispondere. Gli 80 euro di Renzi, uno spot elettorale. Se domenica Grillo batte Renzi, si torna al voto, Renzi non è stato eletto da nessuno, risponde Salvini. Se perde nonostante le mirabolanti promesse, si voti subito. Grillo e Casaleggio hanno detto che sono pronti a fare i ministri. Grillo ha tradito rinunciando a combattere l'euro e abolendo il reato di immigrazione clandestina. Lei dice che aumentano scabbia e tubercolosi. Fa terrorismo per i voti? A Milano e in Brianza, risponde Salvini, la scabbia è aumentata del 30 e dell'80%. Arrivano forme di tubercolosi che erano sparite. L'Organizzazione Mondiale Sanità lancia l'allarme poliomielite da Siria e Pakistan. L'operazione Mare Nostrum, Alfano si dimetta, i morti pesano sulla coscienza dei buonisti. A Mario Balotelli al ritiro azzurro hanno gridato negro di merda, dice l'intervistatore. Chi insulta per il colore della pelle è cretino, risponde Salvini, ma la Kyenge che fa il ministro solo perché è nera è più grave. Ai mondiali tiferà per l'Italia? Sì, ma moderatamente. Per me il calcio comincia e finisce col Milan. Lei è partito dai comunisti padani e è arrivato a Marine Le Pen. Siamo l'ultimo baluardo della destra, risponde Salvini, gli unici a difendere i nostri confini e il lavoro agli italiani. Così Matteo Salvini intervistato prima da Libero, come abbiamo visto, e poi da Il Giornale. Sempre poi da Libero, torniamo brevemente a un altro articolo segnalabile a pagina 9, quello di Maurizio Stefanini, sugli ultimi sondaggi, la carica dei no euro da Parigi a Londra. I partiti anti-moneta unica avanti anche in Danimarca, Polonia, Austria. Sull'exit poll in Olanda invece Wilders, il partito della libertà di Wilders, sarebbe soltanto terzo dagli exit polls. Vedremo poi quali saranno i risultati definitivi. Mentre sempre da Libero c'è l'articolo di Antonio Amorosi sull'ex ministra Cécile Kyenge che fa campagna in auto blu e si becca gli insulti razzisti dai grillini, cittadini perplessi per l'uso elettorale della scorta e dei mezzi pagati con soldi pubblici. Cécile Kyenge chiede fondi sul web e il blog Filo Beppe Grillo si scatena, le dà del babbuino e della negra. Sempre poi da Libero, ma state sereni è il messaggio mandato da Matteo Renzi, che subito viene catalogato al pari di quello che mandò Enrico Letta. Enrico Letta stai sereno e poi gli fece le scarpe. Aria di nuova fregatura, titola infatti Libero nel commento di Maria Giovanna Maglie. Renzi aveva promesso il massimo impegno, 3 mesi dopo è cambiato nulla. E ancora da Libero, prima della pubblicità, la Merkel vuole togliere il sussidio ai lavoratori italiani in Germania, campagna tedesca contro i benefici agli immigrati comunitari, non solo nei confronti di romeni e bulgari, ma anche di chi in questi anni ha fatto crescere l'economia tedesca.
se tu sei straniero, compreso straniero comunitario, e vieni in Germania, i diritti al welfare non ti sono più garantiti. Non è così bestiale la cosa, non è così assurda a dire il vero. Comunque, sempre dalla pagina degli esteri di Libero, soluzione iraniana per gli immigrati che vengono dall'Afghanistan, tutti in Siria a combattere per Assad. In cambio ricevono stipendio, alloggio, scuola gratis per i figli, tessera per gli aiuti statali. E lasciamo Libero con ancora un paio di segnalazioni dalla pagina economica. Il finto Made in Italy, il ragù cambia chef, venduto ai giapponesi. Unilever cede il marchio Bertolli alla Mizkan giapponese insieme alla divisione Sughi della Bertolli per 2 miliardi e qualcosa di dollari. Per la Coldiretti è scandaloso. Infine segnaliamo la pagina delle lettere di Mario Giordano, proposta in risposta a un lettore: perché invece dell'area euro non entriamo nell'area del rublo? Ci sarebbero parecchie convenienze, in primis in tema di energia. Pubblicità e poi vediamo anche gli altri quotidiani di oggi.
Torniamo ai quotidiani di oggi, breve occhiata alla pagina di cronaca di Milano del giorno, dalla Francia all'attacco alla app Uber, ecco come riesce a pagare meno tasse, la app che non piace ai tassisti, l'inchiesta su un gioco ad incastro tra 4 società con sedi in paradisi fiscali. Utilizzare Uber è straordinariamente semplice, basta lo smartphone. Capire dove risiede la sede legale, cioè la cassa della società, è più complesso. Bisogna armarsi di pazienza e viaggiare tra i paradisi fiscali. Uber è una etrina. Il classico incastro di società in stile matrioska russa. Inchiesta condotta già a febbraio da BFM Business che ha avuto vasta eco sulle Figaro, Le Parisien e altri media transalpini. Milano, cronaca invece del giornale, con Piazza Duomo dove si piantano gli alberi, i peraltro bellissimi carpini, una varietà arborea tipicamente lombarda, non solo lombarda ma comunque sicuramente tipicamente lombarda. Spuntano i primi alberi in Piazza Duomo, le aiuole di fronte alla cattedrale in vista dell'Expo sono carpini, bellissima pianta, ripeto, alti non più di 4 metri. Non mancheranno le graminacee coltivate in Lombardia, grano, orzo, avena e segale. Mentre con 40 euro, scrive il giornale, il voto si compra. Migliaia di euro pagati dai politici per garantirsi corposi pacchetti di preferenze anche alle europee di domenica. Elezioni inquinate, secondo un consulente che ha visto fondi neri e criminalità organizzata. Il racconto è di Enrico Lagattolla in pagina di Milano Cronaca su Il Giornale. L'appuntamento in un bar a pochi passi dal Palazzo di Regione Lombardia, perché è qui che succede tutto, in questi uffici, locali e ristoranti qui attorno, dice l'uomo. Che racconta, è partito il mercato anche stavolta, voti comprati e venduti, pacchetti di preferenze, centinaia di migliaia di euro per una poltrona a Strasburgo. La soglia per essere eletti è sui 13-15 mila voti. Qualcuno potrebbe decidere di spendere per non restare fuori, dice quest'uomo che si autodefinisce consulente politico. Di fatto conosce i meccanismi dietro il voto, meccanismi borderline, talora illegali. Li conosce perché li ha praticati. Quanto costa un voto? Dipende. Di sicuro ogni elezione ha doppia contabilità, quella ufficiale e quella in nero. Poi c'è elezione ed elezione, comune, regione, Europa, ma una scheda col proprio nome sopra può costare a un candidato 30-40 euro. Ovviamente non si comprano singole schede, ma pacchetti di preferenze a centinaia o migliaia. Ci sono diversi canali. Una delle storie più italiane riguarda un politico che nel recente passato ha fatto parte del Consiglio regionale. Chiusa l'esperienza avrebbe deciso di monetizzare il consenso. Stando a quel che viene raccontato da quest'uomo a Il Giornale, spacchettando i voti ottenuti alle ultime consultazioni e vendendoli ad altri 3 colleghi di partito per un totale di 100.000 euro, voti che il politico uscente ritiene di poter controllare nel proprio distretto. C'è poi il calabrese, l'inquietante capitolo della criminalità organizzata. Anche quest'uomo, il consulente, racconta di avere incontrato un calabrese, il quale avrebbe garantito addirittura un pacchetto di migliaia di voti corrispondente a un quartiere di un comune dell'Interland di Milano. Durante un incontro l'uomo esibisce un'agenda fitta di nomi. Chiamane 3 a caso e chiedi per chi votano, disse il calabrese. Il consulente chiamò. La risposta fu sempre la stessa: voto quello che mi dice l'uomo che hai di fronte, e l'affare fu concluso. Ci sono poi associazioni, gruppi sportivi, club, eccetera, eccetera, che hanno anche centri di assistenza fiscale che hanno politici di riferimento. Un altro episodio raccontato al giornale riguarda l'elezione del sindaco di un importante comune lombardo. In quell'occasione non si bada a spese. Motivo? La possibilità di condizionare il piano di governo del territorio. Grande affare per qualunque costruttore, strumento a causa del quale più di un'amministrazione è finita nelle maglie della giustizia. Per aggiudicarsi la tornata elettorale, racconta quest'uomo al giornale, il consulente politico, quell'anno vidi spendere 250.000 euro in una settimana. S'andava in giro con una valigia piena di soldi. Incontri, cene, conferenze, regali, contanti molti in nero. Si trattò di soldi spesi male, il progetto di controllare il piano di governo del territorio sfumò. Così il giornale. Ma ci sono altre 2 notizie degne di nota, non facciamo purtroppo in tempo a darne conto in dettaglio perché il tempo è volato. Dal secolo XIX di Genova, 2 notizie di quelle grosse. Arresto per l'ex presidente della Carige, Cassa Risparmio Genova, Berneschi,
Giovanni Berneschi, tuttora vicepresidente dell'ABI, l'Associazione Banche Italiane, truffò la sua banca. Arrestato a Genova l'ex presidente della Cassa Risparmio Genova nell'inchiesta sulle assicurazioni, con lui la nuora e altri 4 professionisti. In Svizzera 22 milioni di euro sottratti alla banca. Il blitz è stato accelerato per evitare che i soldi finissero nell'aumento di capitale della banca. L'ultimo piano del banchiere arrestato ieri, portare il tesoro a Panama. E poi un'altra notizia, che è la bufera sulle cooperative rosse genovesi, 7 condanne per le gare all'Istituto Brignole, bandi su misura che favorirono 2 società, Cres e Agorà, bandi fatti in modo da dividere gli appalti dell'Istituto Brignole per anziani tra 2 cooperative partecipanti, una rossa e per la verità l'altra bianca, 7 persone condannate a pene tra i 5 e i 9 mesi, poca roba. E poi ancora spionaggio delle cooperative sull'area della fiera, un manager licenziato, la società Sviluppo Genova licenzia un suo manager accusato di aver fatto vedere progetti riservati riguardanti Fiera di Genova e Coop Liguria. Il licenziato chiama in causa il vice sindaco Bernini, me lo chiese lui, il politico risponde: è un equivoco. Ci sono però ben 5 pagine, ovviamente dedicate, le prime 5 pagine del secolo XIX di Genova, all'arresto di Berneschi, tuttora vicepresidente dell'Associazione Banche Italiane, per truffa a Cassa di Risparmio di Genova da 22 milioni di euro. Era l'ex presidente della banca genovese. Il manager Menconi e altri 4 arrestati con lui, insieme alla nuora, secondo i giudici erano un comitato d'affari che drenava soldi dalla banca. Al banchiere e alla sua famiglia bloccati ben 21 milioni di euro depositati nella società fiduciaria di Carige. Nel mirino 2 compravendite, 2006-2009, la prima presunta truffa è già prescritta. Le assicurazioni erano diventati bancomat e lavatrici di denaro da riciclare. Carige Vita comprava a valutazioni gonfiate e poi gli imprenditori coinvolti si dividevano i soldi con i manager corrotti e la banca doveva ripianare il rosso. Così le presunte truffe sottraevano soldi all'istituto di credito. E poi le intercettazioni allo studio degli inquirenti con l'arrestato presidente di Carige e vicepresidente delle banche italiane Berneschi, che dice: le ragazze sarà meglio riportarle indietro. Con quel termine ragazze, secondo gli inquirenti, intendeva i quattrini. Voleva riprendersi i soldi in Svizzera per trasferirli poi a Panama. E ancora, verso la richiesta danni all'ex padre padrone, scrive il secolo XIX di Genova, il banchiere, che è anche azionista della banca che dirigeva, è finito agli arresti ieri, vuole partecipare all'aumento di capitale, ma i soldi che poteva usare ora sono sotto sequestro. Il capo e i suoi, un comitato che voleva mangiarsi la banca, la famiglia, gli immobiliaristi, gli avvocati, la rete degli affari di Berneschi. Nato a Genova nel 1937, entrato in Carige nel 1957 come impiegato, ha scalato tutti i gradini della gerarchia, fino a diventare condirettore generale nel 1979. Amministratore delegato nel 2000, presidente nel 2003, incarico che ha lasciato lo scorso 30 settembre dopo un duro scontro con l'allora presidente della Fondazione Carige, Flavio Repetto. Adesso Berneschi è ai domiciliari. L'altra vicenda, dicevamo, riguarda invece, su scala prettamente genovese, le cooperative rosse soprattutto, ma anche bianche. E poi la vicenda della fiera, una spy story in salsa Coop, silurato manager di Sviluppo Genova che mostrò un progetto riservato. Sotto i riflettori le carte top secret di un immobiliare di Torino. Il vice sindaco di Genova dice: sono stato equivocato. E poi bandi su misura, 7 condanne per un'inchiesta nata nel 2009 all'Istituto Brignole, appalti per 9 milioni assegnati con gare destinate a far vincere 2 cooperative. L'inchiesta coinvolse dirigenti della struttura e delle aziende. Infine, dal secolo XIX di Genova andiamo rapidamente a pagina 7, dove si racconta del caso Scajola Matacena, l'ex deputato calabrese del PDL, i PM a caccia di rapporti d'affari, accertamenti su finanziamenti da 6 milioni di euro. Dal secolo al manifesto, il voto utile è il titolo d'apertura del quotidiano comunista con la foto di Alexis Tsipras, e poi a pagina 2 la questione del Piemonte e di Chiamparino che teme di vincere.
Perché teme di vincere? Perché teme di non governare dopo aver vinto. Un rigore a porta vuota, ma Chiamparino ha paura, scrive il manifesto. In Piemonte l'ex sindaco di Torino in vantaggio, ma i 5 Stelle crescono, la destra a pezzi. 5 Stelle crescono e quindi Chiamparino rischia di avere un consiglio regionale senza maggioranza tutta per lui. A pagina 5 del manifesto invece andiamo in Ungheria, dove la patria è in pericolo, dice il presidente Orban. In Ungheria i conservatori del premier, euroscettico, hanno il vento in poppa nei sondaggi. All'Eurocamera non manderemo traditori, dice Orban, il premier ungherese. Cresce l'estrema destra di Jobbik, in affanno il centro-sinistra. Il giornale apre invece la sua prima pagina con Berlusconi che dice il governo è a rischio, appello di Berlusconi contro l'inutile voto a Grillo, e adesso i magistrati vanno all'assalto dei figli di Berlusconi. È stato chiesto una condanna a 3 anni per Pier Silvio. Renzi chiacchiera invece col giornale, c'è un'intervista esclusiva al giornale di Matteo Renzi che fa il paio con quella al Libero. Grillo, Berlusconi e la giustizia barbara, ecco la mia verità, dice il capo del governo. Sono un vero garantista, non inseguo i 5 Stelle, l'accordo per le riforme reggerà e Berlusconi ha condotto l'ennesima campagna elettorale da grande combattente, dice Matteo Renzi al giornale. La maggioranza ha problemi, negarlo sarebbe una scorrettezza, la coalizione è debole. Quanto a Genovese, il deputato messinese del PD in cella, per me il PD non ha sbagliato e quando serviva ho criticato i magistrati. Si poteva fare meglio, ma sfido chiunque a venire qui e fare altrettanto, dice Renzi a proposito della propria azione di governo. Dare più potere al governo è urgente, ma non come la riforma del Parlamento. A pagina 5 comunque c'è l'intervista del giornale a Renzi. In prima pagina c'è invece l'anticipo di un pezzo molto lungo, occupa 2 pagine, del vice direttore Nicola Porro su De Benedetti che scorda i suoi guai e vuole Tronchetti Provera in galera. Il tramonto di De Benedetti, scrive Nicola Porro. Per riscrivere il passato, l'ingegner De Benedetti vuole Tronchetti in galera. Il patron di Pirelli gli ricorda qualche incidente di carriera e dice è un personaggio discusso. E subito lui, De Benedetti, querela Tronchetti per diffamazione. Di questo si occupa in grandissimo dettaglio Nicola Porro. Sempre poi dalla prima pagina del giornale, Merkel toglie il sussidio agli immigrati in Germania fannulloni. La battaglia di Angela Merkel contro i turisti del welfare tedesco è stata vinta dalla cancelliera. Sarà tolto il generoso sussidio di disoccupazione agli immigrati che vanno in Germania soltanto per sfruttarne il sistema di welfare. Naso chiuso ma occhi aperti è il titolo invece dell'articolo di fondo firmato da Alessandro Sallusti. Si vota per le europee, ci saranno conseguenze sulla politica interna e sul governo, il sistema elettorale impedisce in queste elezioni aggregazioni di partiti in coalizione, così il centrodestra è sparso. Forza Italia, i traditori del nuovo centrodestra, Fratelli d'Italia e la Lega. Il risultato del centrodestra andrà valutato nell'insieme. I 2 attori protagonisti, centrodestra e centrosinistra, si sfidano ad armi impari perché il centrosinistra è compatto con un obiettivo: arginare Beppe Grillo, il comico libertino bla bla bla. Il bla 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 lo lasciamo in prima pagina e andiamo invece a dare un'occhiata anche alle pagine interne del giornale. Qui tra le altre cose c'è da segnalare a pagina 10 l'articolo di Beppi Castellaneta da Bari su una ex caserma in rovina in cambio di una chiesa gioiello. A Bari uno scandalo all'italiana. Nel 2007 Prodi cedette a Putin l'edificio voluto da Nicola II. Il sindaco emiliano avrebbe dovuto valorizzare la sede militare, dopo 7 anni è degrado. E poi c'è una notizia curiosa: giustizia allo sfascio, titola il giornale. L'interprete non capisce l'inglese, che notoriamente è una lingua difficilissima parlata da pochissime persone al mondo, e il ministro di Blair non può testimoniare. Una figuraccia internazionale a Busto Arsizio, Varese, per il processo Finmeccanica. Il perito non sa tradurre l'inglese e il giudice deve bloccare tutto. La scusa del tecnico: vado a senso e non in simultanea. Una penosa esibizione del perito, dell'interprete che non sa l'inglese. Bella figura di Palta al tribunale di Busto Arsizio. Mentre arriva il manifesto del popolo veneto, tutti i gruppi e i movimenti per l'indipendenza del Veneto mostrano i muscoli e si sono riuniti nei giorni scorsi
Nel centro congressi di Castelbrando, gli indipendentisti veneti spiegano che lo Stato italiano, nonostante le ripetute sollecitazioni dal Veneto, ignorando gli elementari principi costituzionali, è rimasto insensibile alla drammaticità della situazione socio-economica. Gli indipendentisti si riuniscono per decidere che fare. Lo Stato ha violato ogni principio di convivenza, in spregio della Costituzione e delle leggi internazionali che tutelano il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Tutti i gruppi e i movimenti indipendentisti veneti condividono la necessità di riunirsi sotto un'unica bandiera. Scrive il Giornale, mentre la faccia tosta di Bubbico è rimproverata ancora dal Giornale nella pagina degli interni. Bubbico, già presidente della Basilicata, sottosegretario al Ministero degli Interni, esponente di primo piano del PD, fa finta di non conoscere Schettino, che ha incontrato e che fa propaganda per il Partito Democratico, il comandante della Costa Crociere, che ha mandato a picco al Giglio. Chiudiamo dal Giornale con un'ultima segnalazione dalle pagine di cronaca: processo a Torino ai Notav che terrorizzano i pubblici ministeri. Ma non siamo terroristi, dicono loro. Urla e insulti nell'aula dove ieri si è aperto il processo contro 4 antagonisti accusati di aver assaltato un cantiere della alta velocità con razzi e bombe. Infine, dalla pagina economica c'è da segnalare l'intervista a Marco Veneziani della UIL, il dirigente del maggior sindacato in Alitalia. Ok del sindacato agli arabi di Etihad. Vogliamo più rotte e più aerei, tanto per i 3.000 esuberi ci sono la cassa integrazione e la solidarietà, cioè paga il contribuente, e quindi il sindacato dice sì. Ci trasferiamo rapidamente alla Padania. Vi segnalo in prima pagina l'articolo di Aurora Lussana su Saviano e il razzismo, una brutta pagina. Ecco invece chi racconta la verità sull'Africa. Non vi svelo il contenuto, ve lo leggete, fate prima, e comunque la direttora della Padania sottolinea che ad avere una posizione sull'immigrazione del tipo leghista è una delle principali organizzazioni sanitarie no profit che operano in Africa, la AMREF. Facciamolo restare al suo paese per diventare un bravo medico. È la frase, lo slogan che accompagna l'immagine di un bimbo e di un dottore, entrambi africani. La nuova campagna di comunicazione della AMREF, la principale organizzazione sanitaria no profit che opera appunto nel continente africano. Chi ha ideato questa iniziativa ha voluto rappresentare il presente e il futuro dell'Africa. A dire agli africani di restare in Africa non sono beceri razzisti, ma appunto la AMREF, che in Africa ci lavora da quasi 60 anni. Contribuendo allo sviluppo sociosanitario anche nelle aree più remote del continente africano. Perché Saviano? Perché Saviano nei giorni scorsi ha chiesto scusa perché dice di appartenere a un paese razzista. Poi abbiamo in primo piano sulla Padania Salvini. Votare Renzi o Berlusconi significa votare tedesco, e l'euro è la moneta della fame e della disoccupazione, mentre tremano i burocrati perché trionfano i partiti no euro e no Unione Europea. E poi c'è il capitolo referendum. La raccolta firme della Lega ha superato le 400.000 firme per i quesiti referendari. Il sito vieniafirmare.org, e mi raccomando potete anche telefonare al numero 02 66 234 234. Ci siamo quasi, dice Salvini. Via le leggi Fornero e Merlin. Traguardo vicino, ma mancano pochi giorni per tagliarlo. Nessuno stop in campagna elettorale per la raccolta delle firme. Moduli esauriti in più di 200 comuni del centro-sud. La Padania poi ospita anche un'intervista a Luca Zaia. L'Europa fallirà per colpa delle politiche sull'agricoltura. La soluzione non sono gli OGM, ma etichettatura e tracciabilità per difendere i consumatori. Ma Bruxelles lo impedisce. A pagina 7 invece la Padania si occupa della mega truffa alla Carige di cui abbiamo parlato prima, dell'indagine su Unipolsai per l'amministratore delegato Cimbri, compagno di Poletti nel mondo delle cooperative, e del processo Mediatrade, chiesti 3 anni e 2 mesi per Pier Silvio Berlusconi, insieme a Confalonieri, presidente Mediaset, accusato di frode fiscale. Per quanto riguarda il quadro politico, poi Matteo e Silvio, Berlusconi e Renzi, già pronte le larghe intese riparatrici dopo il voto, si domanda la Padania, e in effetti Berlusconi l'ha fatto quasi capire che dopo il voto è intenzionato ad appoggiare Renzi. Infine, da pagina 14 della Padania, gli appuntamenti di Matteo Salvini, li abbiamo già ricordati.
In questo momento in TV su Rai 3, poi alle 11 sulla 7 all'Aria che tira, alle 15 a Milano in Viale Ortles davanti al dormitorio pubblico, poi al gazebo di Via Dante angolo Via Rovello, stasera in trasmissione televisiva su Tele Lombardia Iceberg. Diamo uno sguardo anche a Italia Oggi nei 4 minuti che ci separano dalla fine della rassegna stampa. Angela Merkel tifa per Beppe Grillo, titola Italia Oggi in apertura. Se il Partito Democratico prendesse troppi voti, il Partito Socialista Europeo diventerebbe maggioranza al Parlamento europeo, dove finora erano egemoni i popolari al servizio della cancelliera tedesca. Finora Angela Merkel ha avuto in mano l'Europa perché, oltre a marcare da vicino la Banca Centrale Europea, ha governato il Parlamento Europeo, nel quale c'è una solida maggioranza dei popolari. Se Renzi prendesse troppi voti, il Partito Socialista Europeo rischierebbe di diventare maggioritario a Strasburgo, facendo diventare presidente Schulz, che è avversario della cancelliera. Quindi, se Grillo rosicchia voti al PD, alla Merkel fa piacere, dicono alcuni collaboratori della cancelliera. In prima pagina su Italia Oggi c'è anche la rubrica Diritto e Rovescio, curata dal direttore Magnaschi. Per fortuna che fra 3 giorni saranno staccati. Ma i manifesti elettorali stavolta mi sembrano più perturbanti che in passato. Non so se sono peggiorati i manifesti o se è peggiorata la mia percezione dei politici. Di fatto tutti i candidati e candidate hanno, a loro insaputa certo, la faccia degli imbonitori quando va bene, degli imbroglioni quando va male. Mi viene in mente un'affermazione del famoso psicanalista Cesare Musatti, che per me fu quasi come un padre, che mi diceva: la gente a 20-30 anni può anche avere una faccia diversa, in genere migliore di quella che si meriterebbe, ma da 60 anni in su non c'è verso, ognuno di noi ha la faccia che si merita. Mi sbaglierò, conclude Magnaschi, ma costoro attaccati ai pannelli elettorali dimostrano chiaramente ciò che sono anche a 30 anni. A pagina 2 il direttore Magnaschi poi si occupa di Unione Europea che non sa fare neanche i suoi interessi, è il caso della Russia che è stata spinta in braccio alla Cina, mentre a pagina 5 si può leggere l'articolo di Tino Oldani, interessante come sempre a dire il vero, sull'Italia che dà all'Unione Europea 100 e riceve indietro 60. In 10 anni l'Italia ha versato 159 miliardi, ne ha incassati appena 104, di questi neanche utilizzati la gran parte. L'Italia spende quei soldi male per fare corsi di tatuaggio e polenta, ma non per lo sviluppo economico. A pagina 6 invece c'è il cameo di Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. Pensiamo che le macerie vengano dai corrotti, sono invece dei burocrati e dei politici che con le loro procedure le alimentano. E a pagina 11 di Italia Oggi una vicenda esemplare che si può definire contemporanea, la storia del giudice a Berlino, raccontata nei suoi particolari anche giuridici da un autore italiano in un libro del 1880, è la curiosità di cui si occupa Emilio Broglio, una storia che merita di essere narrata con l'aiuto di Emilio Broglio, autore di un'opera in 2 volumi. Emilio Broglio è l'autore naturalmente ottocentesco dell'opera. Un'opera in 2 volumi, Il regno di Federico di Prussia, detto il Grande, stampata in Roma nel 1880. Da qui Italia Oggi trae un capitolo di questa storia, la causa del mugnaio Arnold. Al mugnaio Arnold era stata tolta l'acqua a monte. Non potendo lavorare non fu più capace di pagare l'affitto e il mulino gli venne venduto all'asta. La magistratura viveva di precedenti, tradizioni, regole formali e non se ne sa o non se ne vuol distaccare e pertanto gli abusi erano la regola. La storia non fu quella che si legge. Il mugnaio Arnold non ottenne giustizia dal giudice a Berlino, da cui la famosa frase idiomatica, ma dal re Federico di Prussia che ne prese il posto. La sentenza è ingiusta, disse Federico II, e voi l'avete pronunciata in mio nome, rivolto al giudice. Quando mai io ho fatto prevalere la vana forma legale sulla giustizia sostanziale? A quei tempi, in Germania, solo lì, la gente di toga, salve rare eccezioni, era sempre e dappertutto nemica delle riforme, scrive l'autore ottocentesco recuperato da Italia Oggi. Chi si oppose non fu il mugnaio Arnold, ma la cocciuta moglie Rosina, che tentò in tutti i gradi di giudizio, possibili e impossibili, venendo sempre sconfitta.
Quindi non è tanto giusto il detto c'è un giudice a Berlino, perché il giudice gliel'aveva messo in quel posto al mugnaio Arnold, gli aveva dato torto. Se non interveniva l'imperatore, col cacchio che il mugnaio Arnold, o meglio sua moglie che era più combattiva di lui, avrebbe vinto. Quindi non c'è un giudice a Berlino, c'è un imperatore a Berlino, e la morale della favola è molto diversa. Vuol dire che sperare nella giustizia è difficile anche in Germania, o era difficile anche in Germania, e se non arriva il dittatore di turno, cioè il sovrano, a fare giustizia, ci vuole il sovrano illuminato, insomma, il dittatore di turno. Con ciò noi dobbiamo salutarci, non facciamo in tempo a leggere Slurp di Marco Travaglio, godibilissimo pezzo su tutti i leccaderetani, o meglio, il leccaderetano di Renzi, cioè i giornalisti. In particolar modo ci sono alcuni giornalisti che bivaccano a Palazzo Chigi. Questo ce l'ha raccontato Claudio Cerasa ieri sul Il è il mensile del Sole 24 Ore, che era tutto dedicato a dipingere uno straordinario Renzi giovane, innovatore, bravo, bravissimo. All'interno però del pezzo di Claudio Cerasa si racconta anche dei giornalisti che sono super amici di Matteo Renzi. In particolare Mario Calabresi, il direttore della Stampa, sta di casa a Palazzo Chigi, è uno dei più stretti amici di Matteo Renzi. Con lui Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli e Claudio Tito di Repubblica. E poi Travaglio, da par suo bisogna dirlo, si esercita nel ritratto dei giornalisti che slurp è il titolo del pezzo di prima pagina sul Fatto Quotidiano, sui giornalisti che leccano il Presidente del Consiglio Renzi. Con ciò per il momento buona prosecuzione di ascolto e buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote